Siamo con Davide Mendo, tecnico del Sandrigo. Finisce 3-3, una partita molto combattuta, ben giocata da entrambe le squadre, in un ambiente però, in un clima surreale per la scomparsa di Simone Pantani. Sì, difatti volevo fare le condoglianze a tutti voi, so che avete passato una settimana molto dura, so che avete giocato in condizioni sicuramente non ottimali. Poi della partita è stata una bella partita, voglio fare i complimenti ai ragazzi e ai miei ragazzi perché veramente settimana dopo settimana stiamo crescendo, vedo molta intensità, molta voglia di giocare, quindi questo mi fa molto piacere, stiamo crescendo molto. Sì, il Follonica ha creato molto, ha avuto molte occasioni, ma molte le ha avute anche la tua squadra, che ha ribattuto davvero colpo su colpo. Sì, sì, diciamo che è stata una partita, chiaro che venire a Follonica è una pista difficilissima, non a caso non avete mai perso in casa. Sì, diciamo che ci sono stati due momenti nel secondo tempo che potevamo veramente farvi male. Abbiamo sbagliato due testa a testa col portiere, però chiaro anche il Follonica ha avuto le sue occasioni, è bravissimo il nostro portiere e la nostra difesa perché stiamo anche difendendo bene. Senti, il futuro della stagione come lo vedi? No, giochiamo partita dopo partita, vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Chiaro che con questa intensità, con questa voglia, credo che possiamo dire la nostra in tutti e due i fronti. Noi vogliamo giocare ogni sabato per vincere le partite e poi se ci riusciamo siamo contenti, e se no comunque vedo che tutti danno l'anima, quindi non lasciamo mai niente nel campo, quindi siamo soddisfatti. Grazie e complimenti. Grazie a voi.